AstraZeneca, vaccino over 60. Il governo traduce perentoriamente le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico che, per chi ha meno di 60 anni, indica Moderna e Pfizer. In Veneto, dove la campagna vaccinale procede a 40.000 dosi al giorno, le novità portano a una nuova organizzazione delle somministrazioni. AstraZeneca e Johnson è previsto solo per chi ha più di 60 anni, quindi viene sospeso per chi ha meno di 60 anni. E per quanto riguarda invece il discorso seconde dosi, dicono che chi ha avuto e ha fatto AstraZeneca sotto i 60 anni, la seconda dose la fa con un altro vaccino, ossia il vaccino RNA messaggero, quindi Pfizer o Moderna. Per il Veneto significa circa 37.000 dosi di Moderna o Pfizer da fare a chi ha meno di 60 anni e ha fatto la prima inoculazione con AstraZeneca, mentre per gli over 60 la seconda dose di AstraZeneca è confermata. Il problema è che ora il Veneto avrà una giacenza di AstraZeneca che bisogna decidere come utilizzare. Sì, noi pensiamo che già in settimana ci sarà un confronto con il commissario Figliuolo e col ministro per capire da qui in avanti cosa succederà, perché terminate le seconde dosi degli over 60, di chi ha più di 60 anni con AstraZeneca, che per noi in Veneto sono circa 360.000, a quel punto AstraZeneca e Johnson, che ricordiamolo sono i due vaccini insomma simili da un punto di vista appunto come tipologia e che per entrambi ci sono queste indicazioni, vanno su un binario morto, cioè non ci servono più.